L'intervento, come si diceva, verte sulla descrizione appunto di questa esperienza nell'ambito della conservazione sostitutiva di documenti digitali che l'azienda ULSS 9 ha sviluppato partendo, diciamo, nell'ambito del progetto Escape, partendo da due elementi fondamentali rappresentati dai processi di dematerializzazione dei documenti sanitari sostanzialmente e dall'uso della firma digitale in sostituzione della firma autografa. Sono stati questi gli elementi che hanno ovviamente reso necessaria la leggibilità nel tempo di questi documenti in sostanza. Per cui già nel 2000... Stiamo guardando questa? Sì, questa. Questa qui. Già nel 2005... Già nel 2005 l'azienda si dota di un regolamento, quindi vado veloce ma è un tratto storico importante perché ho visto tanti hanno avviato la conservazione, però in taluni casi si sta partendo, per cui nel 2005 parte l'azienda appunto si dota di un regolamento anche diciamo in conformità di una normativa che parte e inizia, come si è detto anche nelle precedenti relazioni, non era ancora ben strutturata. Appunto questo regolamento va a delegare, quindi a responsabilizzare come responsabili appunto della conservazione i responsabili delle unità organizzative dei servizi che producevano e producono documenti digitali, in questo caso laboratorio. Nel nostro caso all'epoca si parlava di laboratorio di analisi, microbiologia, anatomia patologica e centro trasfusionale. Si dota anche di una soluzione di software applicativo al fine di fare una conservazione locale sulle postazioni, una conservazione che veniva poi riversata su un supporto ottico mensilmente e copia di questo supporto ottico veniva poi conservato presso anche il servizio per informatica. Ovviamente questo tipo di pratica su una evoluzione abbastanza articolata, abbastanza complessa, dove la dematerializzazione non era più adatta estesa solo alla parte sanitaria ma anche alla parte amministrativa, per cui è la firma digitale anche sui processi produttivi aziendali a questo punto, non solo sanitari. Ci sono delle slide che esemplificano praticamente le architetture con le quali noi poi ci riscontriamo, insomma. Ben presto, e quindi nel prosieguo, la pratica di conservazione che si era attuata non era più adatta, in quanto la presenza di più responsabili, una gestione semiautomatica del processo di conservazione è evidente che creava delle criticità, per cui già nel 2010 si sono adottati degli interventi a risolvere queste criticità, di interventi in ambito organizzativo e in ambito tecnico. In ambito organizzativo è stato dato incarico al dirigente responsabile dell'unità organizzativa complessa (UOC) di medicina legale e sicurezza del paziente, il dottor Casparotto, che con occasione porto i suoi saluti, non è potuto essere qui, anche perché è preoccupato di quello che ovviamente gli tocca. No, non è vero. E quindi per l'appunto viene nominato responsabile della conservazione aziendale a cui viene anche data la possibilità di delegare in parte o in tutto lo svolgimento delle attività, non solo, e da un punto di vista sempre di riorganizzazione del sistema viene
identificato come conservatore una Certification Authority esterna, quindi sostanzialmente la nuova organizzazione cambia radicalmente, riconducendo ad una terza parte l'attività di conservazione del documento digitale e a un responsabile interno, in questo caso il responsabile dell'unità di medicina legale, per competenza e per sua naturale, direi, attività, per l'appunto la responsabilità della conservazione dei documenti digitali. Quindi si struttura un organigramma, per essere più chiari, dove c'è il responsabile esterno, diciamo responsabile tra virgolette, un responsabile operativo che è il conservatore, nel nostro caso InfoCert, il responsabile della conservazione è il dottor Gasparotto, in staff il servizio per informatica e garanzia dei processi produttivi, quindi della opportunità, della validità, insomma, della sicurezza nell'ambito delle comunicazioni, e in delega i responsabili delegati, responsabili poi delle procedure operative declinati nell'ES, nel RES, nell'ACES, insomma declinati nei vari dipartimentali che sono presenti. Come dicevo, dipartimentali, quindi sì, dipartimentali che utilizzano sostanzialmente la firma digitale. L'esternalizzazione del servizio riconduce a diciamo una slide che schematizza sostanzialmente quello che è oggi. Oggi noi con il conservatore abbiamo realizzato una struttura che porta in conservazione, come dicevo, documenti sanitari, ma anche documenti amministrativi e immagini. Ovviamente è un'attività in progress, nel senso che per arrivare a quel tipo di soluzione sono stati affrontati diversi problemi. Primo fra tutti quello della connettività, di una corretta connettività verso il conservatore, quindi abbiamo rivisitato, diciamo adattato la banda su cui eseguire le trasmissioni, insomma, dei documenti. C'è stato un diciamo consolidamento, quindi una rivisitazione anche architetturale del repository dei dati sanitari, non detto, ma ne approfitto, nel nostro caso noi, disponendo di un repository di dati sanitari, tutti i referti vengono concentrati al suo interno, per cui nella conservazione, diciamo, detto volgarmente, il bocchettone che viene collegato al repository e non sui singoli dipartimentali sostanzialmente, cosa che potrebbe anche accadere da un punto di vista tecnico, è fattibile, per cui dipende anche dalle architetture che ognuno di voi ha sostanzialmente. Abbiamo dovuto ricostruire, quindi riportare, riversare tutto uno storico. È stato messo anche in sicurezza il sistema PACS al fine di non subire degradazioni, insomma, nelle sue performance, nelle attività di invio, per cui sono stati anche affrontati problemi di indicizzazione di immagini per facilitare appunto l'esibizione e la ricerca delle stesse. Tutto questo e qui faccio uno zoom un po' su quella che è la situazione attuale, in sostanza, dell'esperienza che si sta facendo. Oggi, per quanto attiene i referti sanitari, trasmettiamo online circa 7.500 referti al giorno, sui quali ovviamente diciamo, sono praticate quelle azioni di controllo, di verifica, che sono quelle dell'applicazione temporale, quando diceva prima la Tabet, e di firma digitale in tempo reale, quindi significa che sui pacchetti, attraverso una firma remota, sostanzialmente viene marcato sostanzialmente il pacchetto di dati che va in conservazione, viene fatta una verifica di validità di firma che
che va a valutare che il certificato ha una sua validità. Questo per quanto riguarda i referti sanitari. Per quanto riguarda le immagini radiologiche, siamo sull'ordine di 1,4 terabyte al mese di immagini prodotte. Anche in questo caso valgono le logiche ovviamente della verifica delle validità di firma e dell'applicazione della marca temporale, il timestamping sull'invio al conservatore dell'immagine. Si inviano original come immagini con hash per garantire poi la parte di esibizione. Dicevo anche dell'estensione sostanzialmente della conservazione anche ai documenti di carattere amministrativo, dove lì, non esistendo una normativa ben definita, si è in qualche maniera si sono affrontati una serie di problemi che erano quelli di indicizzare sostanzialmente questi documenti e di ricompattarli all'interno di un repository di dati amministrativi, quindi seguire un attimino le logiche che si sono attuate per quanto riguarda l'ambito sanitario. Siamo in questa fase a voler implementare anche le immagini non radiologiche. Sostanzialmente stiamo raccogliendo un po' tutte le immagini che sono distribuite sui vari dipartimentali, neurologia, cardiologia, gastro e quant'altro. Ad oggi sono 10 terabyte di immagini che sono collocate localmente nei singoli dipartimentali. Ovviamente in questo caso la partita è un po' più delicata, in quanto non sono immagini DICOM, quindi non c'è uno standard, quindi si sta lavorando con la direzione sanitaria per ricomporre, ricostruire e quindi riadattare il sistema. Lo stiamo facendo con comunque il nostro conservatore, questo tipo di intervento, per arrivare a una struttura di PACS non radiologico. Questa volta l'idea è quella di andare in service, sostanzialmente andando dall'archiviazione delle immagini alla conservazione legale, quindi è un'architettura di questo tipo. Tutto questo sistema di conservazione ha comunque dei cruscotti che consentono il monitoraggio delle attività che vengono eseguite, per cui c'è un cruscotto dove gli operatori riescono a verificare il corretto invio o il rifiuto dell'invio di pacchetti e di immagini, pacchetti nel senso di referti, documenti, immagini che vengono trasmesse, e un cruscotto per l'esibizione. Questo cruscotto per l'esibizione sostanzialmente consente al responsabile, nel caso di dover esibire documenti verso terzi, o a un suo delegato, in questo caso anche alla centrale operativa di intervento, che è una funzione del servizio per informatica, nel caso sia necessario poi fare esibizioni di documenti o di immagini. Il tutto viene raccolto in quello che si chiama, che fa parte peraltro anche del nostro DPS, viene raccolto all'interno del manuale della conservazione, che ovviamente è un documento dinamico e che cambia direi annualmente, quindi al pari del DPS.